La natura è un sistema estremamente complesso e l'acqua è come il sangue nelle vene, che tutto trasporta e consente. Non sempre tutto ciò che è naturale è favorevole all'uomo. Ricordiamo il caso dell'arsenico, presente in alcuni sistemi idrici naturali italiani, fenomeni che non sono determinati dall'intervento umano, ma derivano dal dilavamento delle acque sui giacimenti di pirite naturale, come nel caso dell'Alto Adige. Alte percentuali di arsenico le ritroviamo anche in alcune zone del Lazio. Sarà cura dell'uomo adottare sistemi mirati per la depurazione di queste acque. Quanto arsenico può contenere l'acqua potabile? Con studi scientifici si è potuto stabilire quale quantità di arsenico risulti nociva o tossica per l'uomo e per gli animali. L'assunzione di arsenico avviene tramite il cibo e l'acqua potabile, ma anche attraverso l'aria negli stabilimenti industriali che lavorano con prodotti a base di arsenico. Dato che l'acqua potabile viene consumata quotidianamente ed è l'unico alimento che può essere controllato con sicurezza, l'Unione Europea ha deciso di abbassare la concentrazione massima ammissibile di arsenico nell'acqua potabile a 10 microgrammi al litro. Questo significa che un uomo assume con l'acqua potabile 2 litri al giorno in tutta la sua vita, circa 70 anni, non più di 0,5 grammi di arsenico. Con questa direttiva la salute umana viene tutelata ancora di più dai possibili danni di un'assunzione troppo alta di arsenico. Un caso di inquinamento misto, sia di origine naturale che antropica, è costituito dalla presenza di quantità importanti di mercurio nelle acque dell'Adriatico superiore. Vediamo il perché. Il fiume Idra, in sloveno Idria, è l'affluente principale del fiume Isonzo e drena i terreni mercurifici presso Idria, in Slovenia, dove è stata attiva per più di 500 anni una miniera di mercurio. Il Golfo di Trieste è l'accettore finale delle portate solide e dei liquidi del fiume Isonzo. Si deve a questo una pericolosa concentrazione di mercurio nettamente superiore alla media, nella parte settentrionale del Golfo. Questo tipo di contaminazione da mercurio è estesa anche alle lagune di Marano e di Grado, che sono state oggetto degli apporti del complesso industriale di Tor Viscosa ad iniziare dal 1949 e terminato nel 1984. Le coste dell'Alto Adriatico risultano quindi inquinate da mercurio. Le autorità preposte hanno condotto seri studi su tale problema, utilizzando anche dati ottenuti da studi indipendenti. Sulla base dei valori settimanali massimi stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'ingestione di componenti tossici contenenti mercurio, le autorità preposte hanno emesso delle linee guida per un consumo responsabile e sicuro di prodotti ittici, indirizzato alle varie fasce di popolazione dell'area di Trieste. Questi suggerimenti devono essere tenuti presenti per un comportamento responsabile e non a rischio. A proposito del mercurio e della sua tossicità se assunto in dosi elevate, dobbiamo ricordare Paracelso, uno dei laureati illustri dell'Ateneo Ferrarese, ove si laureò in medicina nella prima metà del Cinquecento, pressappoco allo stesso tempo di Niccolò Copernico. Paracelso è considerato il padre della moderna tossicologia con la sua famosa affermazione «Tutto è veleno e nulla esiste senza veleno. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto». Paracelso lavorò proprio all'uso terapeutico dei sali del mercurio, largamente usati dai medici del tempo, ma in dosi massicce e quindi anche tossiche. Propose di abbassare così la quantità impiegata di sali di mercurio nella terapia di alcune malattie, in modo da eliminare la tossicità, mantenendone le proprietà terapeutiche. Una certa rivoluzione per quei tempi.